Di nuovo in onda, ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Ci siamo, eccoci qua, siamo di nuovo in onda e come vi avevo detto durante la rassegna stampa abbiamo la possibilità questa mattina da qui alle 9 di fare un piccolo focus, ma ne avremo anche in futuro se sarà necessario, con Gianluca Savoini che ringrazio e che è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania e di Radio Libertà. Non c'è soluzione di continuità, hai fatto bene con questo lapsus a ricordare le radici, le origini, perché non vanno mai dimenticate, anzi c'è molto di buono in quell'esperienza là. Ad ogni modo, c'è anche con noi Carlo Cambi, amico e collega validissimo, che arricchirà la nostra discussione stamani. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora, stamattina abbiamo letto, la faccio molto corta, anche un altro articolo della Verità che dopo una serie di articoli che puntualizzavano molte cose relative alla vicenda Metropol, che già forse Gianluca avevamo raccontato, però sono state dettagliate. Insomma, la bufala era una bufala completa, totale e anche gigantesca, no? Sulla quale però si sono persi tanti anni, sia dal punto di vista politico che mediatico che anche giudiziario, va detto, perché oggi l'articolo di Giacomo Amadori mette l'accento anche su questo, no? Intrecciando le vicende di uno dei protagonisti di questa storia, l'avvocato Gianluca Miranda, con un altro personaggio noto, la Loggia Ungheria, l'avvocato Amara, che era entrato in altre vicende relative a Leni. Leni, tra l'altro, oggetto di un'indagine, anche quella disastrosa della Procura di Milano, sulla quale non stiamo a spendere altre parole. Allora io vorrei partire da lì. Ti meraviglia che ci sia di mezzo anche l'avvocato Amara della Loggia Ungheria, il caso, vi ricorderete, il caso Storari da Vigo, no? E tante altre cose. Tra virgolette. Guarda, non mi meraviglia più nulla. Io ho sempre detto in quelle interviste che ho rilasciato appena dopo la richiesta di archiviazione, proprio tra l'altro una di quelle primissime, se non la prima, anzi la prima assolutamente a livello audio, cioè con la radio, con te qui a Radio Libertà, era una macchinazione mediatica. Io ho sempre sostenuto questo, perché ne avevo la certezza. Avevo capito che dietro c'era un combinato disposto di trafficoni, di finti giornalisti, di giornalisti a servizio di una ben precisata parte politica, di giornalisti a servizio di potentati internazionali, perché qui poi quando si parla anche del presunto responsabile dei servizi segreti al Metropol, poi qui vorrei dire una cosa dopo magari, perché l'interpretazione data finora mi sembra veramente... Tu parli di Karchenko, il russo? Ma sì, che io francamente non so se sia vero, se non sia vero, io non mi ricordo nemmeno il viso, il volto di questa persona, ma se veramente era lì, se era lì, come è stato dimostrato, pare, perché ormai qui è tutto, bisogna andare sul pare, io credo che non fosse lì perché era in combutta con qualcuno, con lo stesso avvocato, ma perché controllava probabilmente questi personaggi. Che se è vero come è vero, e questo è vero, che hanno fatto 49 incontri senza che io partecipassi a nessuno di questi incontri, tra l'altro è stato dimostrato, è stato detto, è nel fascicolo dell'inchiesta, quasi sicuramente sempre a mia insaputa, perché io non sapevo nemmeno chi incontrassero e cosa facessero. Ecco, io credo che se tu ti muovi in quella maniera, con personalità russe e in Russia, credo che un po' di attenzione da parte dei servizi di sicurezza interni ci fosse. Quindi a quel punto lì si era tutti attenzionati, ma per una cosa normale, non perché c'era una combin o una sorta di legame tra qualcuno di quelli che sarebbero stati al tavolo degli incontri precedenti o successivi. Io credo che era un controllo a vedere chi fossero questi che si muovevano in maniera così aperta, così continuativa, ricercando incontri, ricercando personalità, proponendo cose. Ecco, io lascio subito la parola a Carlo Cambi, però introduco anche la conclusione dell'articolo che abbiamo letto stamani in rassegna stampa di Giacomo Amadori, perché può essere una curiosità, no? Il fatto che l'avvocato Amara entri nella storia di Miranda, che è il fulcro di questa vicenda Metropol che tocca anche l'amico e collega Savoini. Però il fatto sta che Lenny aveva denunciato più volte questi intrecci tra Amara, Miranda e un altro manager di una società dell'Eni che poi verrà licenziato, tale Dedo Reed, no? Questi erano già emersi, questi incroci pericolosi, e Leni ha denunciato più volte. Ciò nonostante la Procura di Roma e quella di Milano, tranne un magistrato che nomina Amadori, PM Fava,
si occupano di tutt'altro, la caccia alla Lega e il disastroso processo Eni che finirà malissimo per la Procura di Milano. Aggiungo questo e poi non so se sia degno di valutazione da parte di Carlo e di Gianluca, però lascio subito la parola a Carlo Cambi, perché vorrei, Carlo, che tu ci mettessi un po' in filigrana cos'è che viene fuori da questa storia. No, viene fuori una cosa che nessuno ha valutato, ok? Sì. Allora, qui si sta ragionando di petrolio, ok? Si sta ragionando di Eni, si sta ragionando di sovranità nazionale e si sta ragionando di un contesto internazionale che già in quel momento vedeva forti tensioni sull'energia. Ma vi pare così strano che dietro a tutta questa faccenda ci sia una manina che voleva spostare le forniture energetiche in Europa da un legame che in quel momento non era minimamente pericoloso con la Russia ad altri quadranti di fornitura energetica? Vi sembra così improbabile? Ma chi sono le proprietà di questi gruppi editoriali? Non ci domandiamo mai se dietro, l'Espresso, eccetera. Cioè l'Espresso, cioè il sito americano. Non ci domandiamo mai se dietro ci possa essere qualche frequentatore di Bilderberg che ha interesse a destabilizzare alcuni assetti economici per portare a casa i quattrini. Con tutto rispetto per Savoini, che considero una vittima di questo sistema, ma il boccone, secondo me, era molto più grosso di Savoini. Certo, molto più grosso. Certo. Beh, questo Gianluca tu l'hai sempre sostenuto, no? Io l'ho sempre sostenuto. E se c'è di mezzo Amara, come pare ci sia di mezzo Amara, sì. è evidentemente quello il filone. Non vi dimenticate che la sinistra, appena la Meloni e Salvini hanno detto che avrebbero confermato Descalzi all'Eni, ha montato su un casino che sembrava che gli avessero offeso la mamma. Sì. E non vi dimenticate che tutta sta roba è stata fatta per rompere le scatole al vertice dell'Eni, quello di Amara e compagnia cantante, e che la Procura di Milano ci ha lavorato attivamente a tentare di smontare la prima impresa italiana e la più importante impresa italiana sul mercato internazionale. Quindi liquidarla semplicemente come una faida politica per far fuori un segretario di partito è riduttivo. Allora, è secondo me come dire un derivato da uno schema molto più pesante, e la Lega fa benissimo a chiedere l'intervento del Copasir, ma non soltanto per difendere la propria immagine, ma per domandare se non sia stato leso l'interesse nazionale. Gianluca. Sì, io tra l'altro faccio il collegamento tra quello che dice adesso Carlo e quelle notizie che da qualche giornale è uscite, su qualche giornale sono uscite, ovvero il finanziamento di Soros, ben precisi partiti politici italiani, e società americane che finanziavano altri partiti italiani, e ovviamente chiaramente partiti che erano tutti a favore dell'atlantismo più acceso, partiti che ovviamente criticavano dall'inizio la Russia di Putin come criminale, imperialista, che non segue i diritti umani, ancora ben prima della questione della guerra con l'Ucraina. Fin dall'inizio, dall'inizio di Putin incominciarono certe centrali operative, mediatiche non solo, e finanziarie a questo punto, che finanziavano anche grandi gruppi editoriali internazionali, a portare indietro l'orologio della storia della guerra fredda e a trasformare la Russia post Yeltsin, che lui andava bene, perché essendo uno che era al servizio completamente di quei potentati economici andava bene, stava distruggendo la Russia, ma andava bene, aveva portato la Russia al collasso economico, andava bene. Quando la questione è cambiata, no? La linea politica è cambiata, con Putin si incominciò a fare individuare attraverso queste centrali operative mediatiche e finanziarie che finanziavano le stesse grandi congregazioni mediatiche,
nel numero uno, il nemico numero uno, la Russia, pericolosissima per la libertà, scatenando poi, finanziando anche rivoluzioni arancioni, rivoluzioni blu, gialle, verdi. Quindi questa è la situazione vera. E quindi, scusa, e chiudo, ha ragione perfettamente, concordo con quello che state dicendo voi. Se c'è di mezzo la più importante compagnia energetica italiana, certo che c'è stato qualcosa di grosso, non solamente nel caso nostro, mio, dell'hotel prima e dopo, ma anche a livello di altre situazioni, per cui avevate accennato adesso alla questione delle logge massoniche, la loggia Ungheria, Amara e tutti gli altri compagni di merende. Ecco, Carlo. Vorrei fare osservare a Savoini, che magari lo riporta a Salvini, che magari ne fa oggetto di discussione politica, ma il presidente del CSM, chi è? Che ha tollerato prima e continua a tacere oggi, non ha nulla da dire. Evidentemente non ha nulla da dire o non vuole dire nulla. Ho capito, ma non è che quello è al di sopra di ogni sospetto. Cioè, la domanda centrale è: questo se ne va in giro per l'Europa a fare il ministro degli esteri ombra, si permette di bacchettare il governo correggendo le linee politiche, fa continue invasioni di campo col suo dito sulle labbra, per l'amor di Dio, e con la sua area da anziano signore integerrimo, e però poi quando si tratta di raccontarci come mai in Procura della Repubblica a Milano, dopo il flop sull'ENI, nessuno ha pagato, non ci dice nulla. Diciamo, non dice nulla, perché Palamara racconta che tutti questi signori erano legati da un patto scellerato per controllare le procure d'Italia, non ci dice nulla. Senti, Carlo, e veramente siamo convinti che Amara possa fare il bello e il cattivo tempo nelle procure senza che qualcuno delle procure non gli tenga bordone? E non è il caso che il presidente del CSM dica al plenum del CSM: adesso aprite azioni disciplinari e fate un'inchiesta interna perché vogliamo capire se c'erano dei legami tra questi signori e i servizi. Cioè, è una domanda che faccio, non è che la faccio da cittadino, e mi chiedo se un'iniziativa politica, ovviamente fatta con tutti i modi di cortesia istituzionale che sono indispensabili in questi casi, non potrebbe avere anche questa finalità. Ecco, Carlo e Gianluca, mentre parlavamo mi venivano in mente tre cose, un po' sparse, non so, però se siete d'accordo, se volete discutere. io sono d'accordissimo su questo, però è un livello talmente politico questo discorso che sono quasi certo che nessun leader politico porrà questa questione, non la porrà nessuno. C'è il vilipendio, attenzione, sono queste norme ci sono però delle domande. Ci sono delle domande sensate come quelle che pone Carlo, non è vilipendio. Perché alla fine, ma per dire, ma io non mi riferisco ovviamente a quello che sta ponendo Carlo, ma dico, il rischio è che a volte qualcuno possa dire, certo. ma voi accusate, certo. Se fai una roba. Siamo a queste normative, ma nemmeno ottocentesche. Hai assolutamente ragione, però fatemi dire tre cose io che mi continuo venivano. a dire che stiamo vivendo in una monarchia repubblicana, quindi voglio dire. Le tre cose che butto là, poi lascio a voi di commentarle. Mentre parlava Gianluca e Carlo, mi veniva in mente una cosa di stamattina: Draghi che ha dichiarato che l'Ucraina deve assolutamente vincere perché sennò sarebbe fatale la sua sconfitta per l'Unione Europea. Così, proprio la mia mente mentre parlavate ha recuperato questa notizia. L'Unione Europea, vabbè. Questa notizia qua. Poi, seconda cosa, il profilo dei soggetti citati, no? Miranda, Vannucci, questo avvocato Amara. Disegni così grossi, Carlo, come quelli che tu delineavi, no? C'era tutta una strategia che andava molto oltre, tu hai detto, colpire Salvini, il segretario del partito all'epoca numero 1 per consensi in Italia. C'era una strategia di partita, diciamo, energetica grossa, spostare, diciamo, chiudere il canale russo e spostare su altri interessi ben precisi, no? Quindi anche il gruppo editoriale che fa questa operazione è al servizio, ma è al servizio anche la procura. Questo riporta addirittura indietro negli anni, quando si parlava dello zampino anglo-americano in Mani Pulite, te lo ricordi, no? Di Pietro, eccetera, eccetera. Terzo punto, vorrei capire da Gianluca Savoini com'è che è venuto in contatto con questi soggetti qua.
che mi sembrano così a naso talmente alla Monicelli che uno dice: ma possibile che disegni così grossi viaggino sulle gambe di gente così? Chi Allora, parla? Lui. rispondo velocissimamente io, poi ovviamente Savoini, che è quello che conta davvero, ha tutto lo spazio. Ma sai, non c'è bisogno che ci sia una saldatura, c'è una convergenza di interessi. La Procura della Repubblica può avere interesse a colpire Salvini per ragioni ideologiche che conosciamo fin troppo bene, gli altri possono avere interesse a utilizzare il taxi delle procure per andare a colpire un altro obiettivo, che è quello più alto di cui si diceva prima. Il tema centrale rimane sempre uno, che noi da Mani Pulite in avanti non abbiamo più dato a chi esercita la funzione fondamentale dell'indirizzo politico e di rappresentanza del popolo quella ciambella di salvataggio, se preferite quella cintura di sicurezza, che è data dall'immunità, che sta tornando a diventare indispensabile. Perché quando hanno tirato le monetine a Craxi e sull'onda delle monetine di Craxi si è detto i politici sono come gli altri. Non è vero, i politici non sono come gli altri. I politici hanno un dovere di maggiore trasparenza rispetto agli altri, ma in forza di questa maggiore trasparenza hanno anche diritto ad una tutela rafforzata della loro inviolabilità personale. Perché altrimenti noi eleggiamo dei rappresentanti che sono incapaci di svolgere la rappresentanza perché ricattabili per via giudiziaria. Gianluca. E questa faccenda, prima o poi, un chiarimento lo dobbiamo fare, e mi taccio. Gianluca. Allora, sul punto ultimo, ovvero di come mai siano arrivati questi personaggi, io tengo a sottolineare, come ho già fatto... No, perché stamattina, te la dico chiara, no, Amadori scrive, a un certo punto magari Savoini, ingolosito dall'affare, dai soldi, dal petrolio, da tutto ciò che può anche ricavare in termini di popolarità, di consenso, di importanza, si imbarca in questa storia qua. Allora, innanzitutto bisogna dividere i due ruoli. Il mio ruolo di quando io parlavo di certi argomenti legittimamente, attenzione, sempre in maniera chiara, legittima, all'interno della legge, di Lombardia-Russia era un conto, cioè aiutare gli imprenditori, collegarli con amici comuni, politici non, per cercare di superare la difficoltà economica che loro subivano a causa delle sanzioni alla Russia. Questo era un discorso. Su quello invece di quando io ero responsabile dei rapporti per la Russia per la Lega di Salvini è un altro. Allora, questi signori, come tanti altri che mi hanno cercato e ci cercavano noi come Lombardia Russia, ma anche come Lega, ripeto, per cercare di riuscire a calmierare quelli che erano i risultati nefasti, il boomerang, l'effetto boomerang delle sanzioni economiche che colpivano le aziende italiane. Io ne ho incontrati tantissimi, alcuni erano già subito dei farloconi, l'avevo visto, altri erano dei provocatori, l'avevo capito, anche dei provocatori, degli infiltrati, ricevevo mail strane, telefonate abbastanza dubbiose. No, tu hai raccontato anche che sei stato pedinato, ti hanno rubato i telefoni. Sono stato pedinato, mi ha rubato i telefonini, qualcuno è andato in Russia a dire a dei nostri partner, ma perché non dite che loro prendono i soldi per dare alla Lega, vediamo $10.000? Questi sono stati tra l'altro denunciati in Russia queste cose. Quindi ci sono stati tentativi, noi sapevamo di essere ultra controllati, osservati, attenzionati in tutte le maniere. Detto questo, visto che non si faceva niente di male, che andava contro la legge, andava contro certi potentati economici, certe logiche sicuramente anche internazionali, ma questo a noi non ci interessava, si andava avanti per cercare di aiutare quelle che erano le aziende italiane, aiutare l'Italia soprattutto all'epoca di mantenere buoni rapporti con un partner che noi ritenevamo assolutamente fondamentale per tutta l'Europa, come riteneva De Gaulle, non è che lo ritenevamo solo noi, da De Gaulle in avanti tutti speravano che ci fosse il famoso continente eurasiatico, da Lisbona a Vladivostok. Detto questo, io incontro queste persone che mi vengono presentate da ambienti vicini alla Lega al centro-sud, e io cosa devo fare? Quando ho fatto delle verifiche, poi si presentano come uno un avvocato, l'altro un consulente finanziario, vogliamo solo incontrare le persone, vogliamo vedere se c'è la possibilità di... E qual è il problema? Se poi evidentemente
ci fossero stati degli ulteriori sviluppi, sempre tutti segnati attraverso commercialisti, avvocati, eccetera, eccetera, perché uno, se fa una situazione di intermediazione, non può avere un suo compenso legittimo. Che poi qui, allora, se vuoi leggere le intenzioni, se vuoi fare il processo, le intenzioni te le inventi, lui voleva prendere dei soldi da questi o da quell'altro, poi li dava di nascosto alla Lega. Ma attenzione, queste sono cose vergognose. Innanzitutto i soldi non ci sono mai stati, infatti non esiste reale. Non c'è stata nessuna corruzione e non esiste. Non ci sono state intenzioni di finanziare niente, devi dimostrare che ci sono i soldi dati alla Lega, non ci sono. Ma di cosa stiamo parlando? E allora Carlo, torniamo a bomba. Dei giornalisti, scusami Giulio, sì. ci sono ancora dei pseudo-giornalisti che ancora continuano a difendere le loro balle che hanno detto per anni e anni, dicendo ma però ci sono stati, cosa ci sono stati? Che cosa ci sono? Queste sono infamie. Gianluca, da giornalista ti chiedo appunto, i due dell'Espresso coltivavano le fonti, la domanda l'ho fatta anche ieri a Carlo, o facevano qualcos'altro, da quello che è emerso secondo te? No, io non lo so, io so solo che questi andavano in giro come spie, non come giornalisti, perché a questo punto qui era una sorta di spionaggio, controllavi, vedevi i voli, andavi a cercare, come le dobbiamo chiamare queste cose qua? Chiamiamole col loro nome. Tu da giornalista hai fatto operazioni di questo tipo in carriera tua? No, diciamo. A parte che io, grazie a Dio, ho fatto giornalista politico, non direttamente di queste inchieste, che sono inchieste farlocche, tutte a senso unico. Ma perché non vanno a investigare come hanno investigato su di noi, perdendo un sacco di tempo, scrivendo articoli su articoli, illazioni, falsità? Non l'hanno fatto su altri soggetti politici, no? Perché non l'hanno fatto prima che scoppiasse il Qatargate, ad esempio? Questi grandi giornalisti d'inchiesta, come mai non andavano, non si rendevano conto, frequentando tutte queste centrali politiche europee, che c'erano delle cose strane col Qatar? Come mai non hanno scritto? Hanno scritto addirittura che io avrei preso i soldi dal Marocco. Cioè, ragazzi, ma questi sono della gente che veramente è una cosa vergognosa, non è giornalismo questa cosa. Questa è propaganda, sono dei propagandisti. Solo che noi, quando scrivevamo sulla Padania, eravamo giornalisti politici, ma scrivevamo sul giornale di partito. Questi si definiscono indipendenti di cosa? Carlo, che obiettivo ha raggiunto questa campagna, diciamo così, mediatico, giudiziario, politica, alla fine di tutto, dopo che è venuto fuori quello che abbiamo scoperto? Intanto di garantire all'ex direttore dell'Espresso un compenso di 1.500 euro a puntata in Rai per 50 puntate all'anno. Non è male. Tutto sommato, no? Senza che nessuno lo chiami a rispondere non della legittimità dell'inchiesta, ma del come è stata condotta l'inchiesta. Esatto. Ti faccio presente che il nostro ordine ci mette continuamente sotto disciplina per qualsiasi cosa. Okay? Quasi qualsiasi cosa. Quasi qualsiasi cosa. Su questa faccenda tutti zitti. Silenzio tombale. Tutti zitti. Seconda questione. No, poi facciamo anche i corsi di deontologia noi per aggiornare. Sì, facciamo i corsi di deontologia, no? Che se non li fai ti cacciano, ti mandano letteracce a casa. Porro addirittura è finito sotto disciplina perché ha fatto un'intervista senza contraddittorio. Ora, da che mondo è mondo le interviste si fanno a uno, non col contraddittorio, ma insomma lasciamo perdere. Ma il tema è un altro. Non c'è una procura che ha chiamato questi signori dicendo: ci dai le fonti? Ci dici come sei arrivato in possesso di questa roba? E altra domanda: è evidente o no che nei confronti di Savoini c'è un reato di calunnia? Che ricordo, a norma di codice di procedura penale, è reato perseguibile d'ufficio. Allora io ti dico che a parti invertite, tu ed io saremmo già a questo punto con l'avviso di garanzia in tasca.
E ti dico anche che, per esempio, sulla faccenda delle armi di D'Alema Appunto, stavo arrivando anche lì. c'è una, come posso dire, ritrosia a occuparsi della faccenda ingiustificata, se pensi al casino che hanno montato su questa puttanata enorme dei russi. Domando, ma intermediare armi con un governo non democratico che non appartiene alla tua alleanza strategica, Tramite aziende di Stato. Costituisce sì o no? Ma soprattutto tu, attentato ex Presidente del Consiglio ed ex Ministro degli Esteri, oltre che capo partito. Se è attentato all'integrità dello Stato, perché questi signori continuano a vagare per l'orbe terracqueo in assoluta libertà e senza che nessuno si occupi dei loro destini? Ecco quando io dico, ecco quando io dico che il livello dello scontro, fra virgolette, istituzionale va alzato, perché bisogna ripristinare la sacralità delle garanzie uguali per tutti in questo paese. Perché poi questi strillano al fascismo, strillano alla deriva di destra, ma non si rendono mai conto che esiste consolidata una deriva di differente trattamento nei confronti dell'ordine giudiziario a seconda che tu appartenga a uno schieramento piuttosto che a un altro. Allora, noi dobbiamo salutarci qua adesso. No, è solo per questioni di tempo, però volevo lasciare l'ultima parola a Gianluca, magari poi ci risentiamo anche in un'altra occasione, anzi la porta qua, Gianluca, è aperta tutti i giorni, no? Quindi durante la rassegna stampa... Fammi fare la battuta finché c'è la porta. Finché c'è la porta, esatto, perché siamo in quelle precise condizioni, tra l'altro. Comunque, Gianluca... Te cosa hai imparato alla fine cosa stai imparando da tutta questa storia? Più che imparare ho avuto la conferma di quello che ho sempre pensato, ovvero che nonostante amanti ci si riempia la bocca di democrazia, diritto di parola, diritto d'opinione, in realtà così non è, ma a livello non solo internazionale, a livello ormai occidentale, globale, perché quando tu cerchi di dar fastidio a grandi manovratori, che non sono nemmeno forse i politici, ormai purtroppo non vorrei che fosse vera quella cosa che qualcuno sosteneva dicendo che i politici, quello che intorno alla politica, sono i camerieri della grande finanza internazionale, perché di questo si sta parlando. Se tu sei un direttore di un giornale, prendi ovviamente i soldi da un editore, il quale editore bisogna capire da chi ha fondi, da diretto, da chi è etero diretto, perché se noi guardiamo la piramide delle grandi centrali operative editoriali, finiscono poi tutti sotto 2 o 3 grandissimi gruppi mondiali che alla fine con le loro diramazioni attraverso società, fondazioni, editoriali e quant'altro riescono a creare quella che è un'unica grande palude, no? Una grande palude mediatica in cui chiunque cerca di uscirne viene azzerato, viene colpito in tutte le maniere, o diffamato, perseguito o eliminato anche fisicamente, come è successo in molti casi di politici che hanno cercato di cambiare la storia. Quindi questa è la situazione dell'Occidente. E detto questo, io dico ancora, ritornando alla domandina che avevi fatto all'inizio, quando Draghi vince l'Ucraina, perché? Non è nella NATO e non è nell'Unione Europea. Quindi perché? Questa è la vera domanda delle domande. Perché deve vincere l'Ucraina se non è in Europa e non è nella NATO? Cosa succede? Eccoci qui, diamoci delle risposte, si capisce un po'. Chi è che sta veramente... che ho fatto al generale Tricarico, che comparirà lunedì. L'ho letta. Gliel'ho rifatta un'altra e vedrete che le parole di Draghi assumeranno un'altra dimensione. Allora Carlo, io ti ringrazio, Carlo Cambi, grazie in primo luogo anche a Gianluca Savoini. Gianluca, fai in modo di considerare questa radio veramente casa tua, quindi ogni volta ci sentiamo, ci accordiamo, così magari puntelliamo anche le notizie del giorno e le commentiamo. Intanto
adesso che abbiamo anche queste grandi cose tecnologiche che io prima non utilizzavo. Lo Benissimo, D'accordo. grazie a Gianluca Savoini e a Carlo Grazie. Cambi. Buona mattinata. Ciao, Un arrivederci a saluto. tutti.